zingaro, voglio vivere come te. No. Che canzone era quella? Buongiorno Italia con caffè ristretto, con un CP che ti scorreggia a letto. E tu ti svegli la mattina con sto odore da moltrina del CP che fa le puscioni. Buongiorno CP, buongiorno Maria. Cos'è sta puscia che gira nell'aria? È il CP? Di, lasciatemi spussare. Ogni volta si incastra tutto questo tendamento nella camera da letto, devo far piano, vedi? Ste robe di prima mattina appena tirai su dal letto, una roba suina. Buono le batterie al 96%. Eh beh sì, perché abbiamo cavato 19 ampere come sempre, no? Però su 400 ampere è chiaro che la storia e le proporzioni cambiano. Oh ragazzo, guarda, una roba bellissima che mi ha insegnato Diego, guarda. Il pannellino, no? Che è l'unica cosa che maledicevo di sto pannellino, era il fatto di sta luce potentissima. Dice, cazzo, quando dormo uno come fa? No, guarda, sei impremuto il primo pulsante, tac, e diventa, non è che si spegne la retroilluminazione, vedi? E porca miseria. Ciao ragazzo, come hai brillantemente dedotto siamo da Mirko, perché oggi dobbiamo recensire una scatola, però non una scatola qualsiasi. Tu sai che quando arrivano le scatole da Singano arrivano le cose faighe. Allora, no, aspetta. Sempre utile, lo diciamo sempre. Allora ragazzo, ti sarei chiesto cosa sono tutti questi fili, no? Dici, ma ne taglio metalli, il resto li butto via? No. Allora, il rosso è il classico positivo per l'alimentazione in questo caso dello schermo, il nero è la massa comune, il giallo è quello che comanderà tutta la figata di questa connessione, cioè hai la possibilità di collegare una, due, tre, quattro cam, e con questo filo che è il giallo ti permette di fare o il mosaico nello schermo oppure il cambiamento automatico delle varie telecamere a seconda di come tu vuoi scegliere. Quindi questo è molto importante se hai 4 telecamere o 3 o 2, dipende, e questo ti serve per fare la combinazione come vuoi, preferisci meglio. Praticamente niente, adesso colleghiamo. Questa è l'alimentazione a 12 volt con l'accendisigari. Essendo questo un sistema wifi, niente, semplice, non c'è da passare un mucchio di cavo, ma si basta dare connessione 12 volt alla telecamera, che in questo caso è integrata di trasmettitore, perché l'antennina del trasmettitore va applicata qui e quindi lei comunica con il suo monitor, che è questo, che anche questo è dotato di ricevitore integrato, per cui questa telecamera o più telecamere vanno esclusivamente con questo monitor, e qui di conseguenza va attaccato solo il suo alimentatore e basta, siamo pronti a partire. Dopodiché il kit è dotato di staffa di montaggio per lo schermo, adesivo o a fori, dipende come si vuole far meglio, e dopodiché abbiamo altri accessori tipo pomelini per il fissaggio, levitini per il fissaggio. Queste sono le antennine per il wifi e via, e si parte, dai. Eccola qui, questa è la vecchia, te la ricordi, storica retrocamera Alloview, quella con la lente Sony. L'unico difetto, non tanto della retrocamera ma della posizione che ho scelto, è il fatto che poi, vedi, se fa, non dico condensa perché la condensa è anche esterna, ma se c'è dello sporco, gli ha dato del fango o qualcosa, giustamente devi prenderti una scala per salire a pulirla. Se vuoi la verità, su una bugia ha un dispositivo di autopulizia automatica. Come potete vedere da lì, adesso noi stiamo riutilizzando la vecchia alimentazione della telecamera esistente già per alimentare il nuovo cavo che adesso andremo ad aggiungere. No, no, è zona tua, non è possibile che ogni volta piova disastri nucleari, uraganastici. Ragazzi, poi in descrizione nei
Ragazzi, poi in descrizione, nella descrizione dei video, metto i link non tanto al sito dell'Aloview ma anche al prodotto, in modo tale che potete andare a vedere le caratteristiche tecniche nel caso in cui abbiate bisogno, per chissà quale motivo, di sapere ulteriori caratteristiche tecniche dopo aver visto come che funziona, insomma, ecco che va bene, si vede bene, reattiva, eccetera eccetera, e il link per acquistarla. No, mi pare che no, qua non dovrebbe esserci il codice sconto, mi pare, dopo che chiedo in fabbrica. Prima di risalire su si monta la telecamerina del trasmettitore. Per non sbagliarsi si nota che su una c'è scritto camera, vuol dire camera, e sull'altra c'è scritto ricevitore ed è il ricevitore. Niente, adesso possiamo reinstallare con lo stesso attacco della telecamera precedente la telecamera e dopodiché si procede. Allora ragazzi, leggevo qua nel manuale, la latenza è 200 millisecondi, però sai che noi di questi dati tecnici ce ne facciamo sempre ben poco, quindi andremo a vedere dopo nella realtà cosa significa 200 millisecondi, cosa succede con un ritardo di 200 millisecondi, no? Tradotto così. Distanza 984 ft, che significa fettoni. I fettoni, per chi non lo sa, sono i piedi. Ehi Siri, quanti metri sono 984 piedi? 984 piedi sono 300 metri. Beh, camper di 300 metri non ne ho mai visti. O sì, quello di Will Smith quant'è? No, da meno. Quello è enorme che l'ha fatto con 40 rode, non te l'ha visto? Allora, bellico salsi doppiani. Aspetta, l'ombelico americano, è di più, perché essere... penso che sarà, dovrebbe essere un 50 piedi quello lì di lunghezza, 50 piedi circa 15, dovrebbe essere 15 metri. Risoluzione di questo monitor da 7 pollici 1024x600. Non ricordo se è la stessa risoluzione di quello che avevo prima, perché quello che avevo prima veramente sembrava di vedere in 4K, no? Una definizione veramente pazzesca, e lo può testimoniare chiunque è venuto a vedere Pulmin di persona. Relativamente simpatico, sì, perché per chi non è capace hanno dato anche l'alimentazione tramite accendisigari, però vabbè, già che tagli i cavi per la retrocamera e tagli i cavi per attaccare il monitor, fatta che è corrente. Ragazzi, stavo spulciando il manuale, cosa fighissima, che strano non hanno neanche menzionato, secondo me è una cosa importantissima invece. C'è la possibilità di inserire una scheda micro SD, ok? Cosa significa? Ti fa da videosorveglianza, se uno ti viene addosso, ad esempio mentre sei parcheggiato e la telecamera è accesa che sta andando, tu dentro questa scheda micro SD hai ripreso anche la targa, oltre al fatto che ti è venuto addosso sto tizio. Con la schedina SD vai dalla polizia, lo denunci e tramite assicurazione ti fai ripagare il tutto. Tanto interessante sta roba, perché è successo a un nostro tu che gli avevano tamponato il camper, gli hanno distrutto il camper, sono andati via, nessuno ha visto niente. Mica volevo non smontarlo e se mi tocca smontarlo, vabbè. Cioè vuoi adesso non mettere una sirena da 160 decibel su Pulmin e le trombe da camion da 190 decibel collegate all'antifurto? Insomma, sì. Ma su la roba, è sul plastro. Grazie, guarda. Madonna. È sul plastro. Mamma mia, non si può fare ste robe con uno fa sti video. Sti che profumi che gira qua a casa di Mirko Italia. Comunque, speriamo bene. Intanto provvisoria la telecamera così, a parte che comunque è una telecamera provvisoria, ma l'antenna, perché il letto mi arriva praticamente qua, hai capito? Ok, quindi speriamo che prenda. E tu dirai, basta tirarla su e ricordarsi di abbassarla. Sì, esatto, questo è il dire, no? Persino i proverbi dicono che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Cosa significa? Secondo te, su 365 volte che uno la tira su e giù il letto, si ricorda ogni volta per 365 occasioni di abbassare l'antennina, no? E quindi spacchi fuori tutto. E quindi speriamo funzioni così. Quella Simone Racing come che funziona con tempi luci, giusto? Eh sì, con le luci di posizione, e questa invece col pulsante, anche perché il monitor è grande e dà fastidio, quindi l'avevo messa che... Italia, niente, volevo farti vedere come non è possibile in un camper, non è possibile purtroppo. Vabbè, volevo farti vedere la configurazione. Ragazzi, si vede veramente benissimo in una maniera pazzesca. Guarda, testimone Mirko, dei colori pazzeschi, e una volta data la corrente non serviva a fare il padding né niente,
la prima volta, fa tutto lui. Ho piegato l'antenna, funziona perfettamente lo stesso, al massimo del segnale. Ora faremo la cosa che interessa a tutti. Mirko andrà dietro, concentratevi tutti, darà delle botte, degli schiaffi al culo del camper e state attenti all'audio quando arriva. Vai più lontano con la mano, lo schiaffo, dai la mano più lontano, più lontano, più lontano. Sì. Allora, diciamo che quando la mano di Mirko, avete visto tutti, arriva nelle, come si chiamano, nei binari del portabici, nel video, nella realtà ha già toccato nel camper, però insomma non è che ha dato una schiaffa velocissima, ma neanche lenta, insomma. No, roba normale. Avete visto? Una schiaffa normale. Esatto, non fare la retromarcia da Schumacher, ma in ogni caso è vero. Allora il discorso dei ritardi, però il ritardo, se si guida a una velocità uguale, eccola là, la mano quando passa, quando arriva qui senti il botto nella realtà e poi nel video arriva qua quando ha già finito di fare il botto. Diciamo che è accettabile, certo può far piacere, può dare più tranquillità avere un qualcosa in tempo reale, ma nei casi in cui non si abbia la voglia, il tempo, i soldi o la possibilità di tirare dei cavi video lungo tutto il mezzo, questa è l'unica soluzione, ragazzi. Allora ragazzo, arriva il momento verità come al solito, ok? Perché noi tanto abbiamo fatto l'unboxing, abbiamo fatto vedere come si installa, abbiamo provato le nostre opinioni personali della serie. Singano, la consigli? Ni, e stai attento a quello che dico. La qualità video è veramente eccellente, cioè già la mia lasciava a bocca aperta, qua siamo a un livello superiore. È vero che c'è un ritardo e è vero che il ritardo è insignificante, però io che ho la possibilità nel mio caso di utilizzare il cavo per motivi, non lo so, chiamali anche psicologici, pippe mentali, quello che vuoi, preferisco avere la retrocamera con il cavo. Parere di Mirko che l'ha vista in funzione anche se non ha visto la risposta. E allora aspetta che gliela faccio vedere io. Pausa. Oh, sì, ho visto. Ok, allora secondo me questa telecamera sì, qualità buona. Sai che c'è anche il segnale video, segnale audio? Dai. Sì, c'è il segnale audio. Sì, trasmette anche il segnale audio. Ma hai sentito il rumore? C'è il segnale audio, c'è. Che figata, cioè senti proprio anche l'audio mentre Sì, io se esatto. vado fuori e parlo tu senti? Tu vai fuori, prova di qualcosa, si sentirà anche da qui. Dai, figata. C'è. Sì, come ti dicevo prima, un dispositivo adatto anche alla videosorveglianza, perché oltre alla possibilità, come abbiamo visto, di inserire la scheda micro SD che registra di continuo tutto ciò che la telecamera vede, registra anche l'audio, in più ti dà anche la possibilità di sentire l'audio. Comunque eravamo arrivati che ora toccava a Mirko esprimere la sua opinione personale. Allora, secondo me la latenza da realtà a effettivo segnale che arriva, secondo me è superiore a quello che si dice. 200 millisecondi. Secondo me è superiore, siamo forse quasi al mezzo secondo. Ah. Allora, a uso retromarcia, sì, ok, tanto la retromarcia è una manovra che tutti facciamo piano con i nostri mezzi, perché abbiamo chi un mezzo lungo, chi un mezzo ingombrante, chi un mezzo nuovo, sì, che non ha ancora la dimestichezza delle misure. Abbiamo sempre una titubanza nel procedere in retromarcia, per cui se si procede in maniera tranquilla non c'è sto problema. Sì, ok, tu mi dirai c'è il ritardo, mi posso arrivare al muro prima di vedere, ok, allora io direi che questa telecamera si può accompagnare, come nel tuo caso, con dei sensori di parcheggio, allora il gioco è perfetto. Come videosorveglianza non c'entra niente il ritardo, perché il mezzo secondo di ritardo non ti cambia niente.
Altra cosina che aggiungo io, un piccolo pro. Allora, tu sai che nei casi ovviamente in cui la telecamera via cavo abbia il cavo esterno al veicolo, con le temperature rigide questo cavo video, se non particolarmente ben isolato, e non c'è nessuno che particolarmente ben lo isola, ok? Ti dà dei disturbi, ma soprattutto ti fa saltare proprio il video, ok? Con il sistema wifi questo problema del cavo non ce l'hai. Mi veniva da dire anche poi che col tempo magari il cavo si rompe, ma sono eccezioni, tipo a me mi si è rotto realmente in un camper di 20 anni, neanche 40 e 50, però è un'eccezione, ecco, quindi dimentichiamo questa roba. Teniamo in considerazione invece il fatto delle basse temperature, se il cavo appunto è esterno al camper. Con questo sistema risolvi. Le nostre conclusioni te le abbiamo dette. Ripeto, so che posso essere noioso, ma anche con i miei clienti sono sempre così, mi piace ripetere le cose. Ottima tutto quello che vuoi, ma attenzione, se puoi scegliere la telecamera via cavo, scegli quella via cavo. Tra l'altro abbiamo già visto come funzionava quella dell'HaloView via cavo e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, alla prossima. No, alla fine fa proprio schifo. Italia, inventati una fine più figa, cioè, capito? Perché noi forse siamo stati anche un po' troppo... cioè, un fiare fantasia, cioè, fuochi d'artificio, robe, no? Un fiare... Cioè, perché sa sempre a noi altri da fare robe? Bomberman. No, e che altri, anche a loro ne fa il suo, cioè, tu capito? Cioè, noi altri facciamo una fine che fa schifo e gli altri si immaginano, lavorano di fantasia per creare una fine strafiga, cioè... You understand? Please for me.